parlare quando vai in televisione e dire io non sono mai in televisione. Cazzo! Non gli puoi dire non è vero. La sinistra ha questo complesso, ha il complesso del nano. Il nano ha appiattito tutto. Lo psiconano ha appiattito tutta la politica. Bene, la sinistra ha il complesso del nano, ha il complesso. Tutto quello che dice la sinistra deriva a rispondere al nano, o dice cose del nano, o risponde del nano, ha il complesso del nano. È come se io ti dicessi, senti, parliamo un po', ma non pensare al nano, non pensare al nano, Dai, parliamo un po', ma non pensare al nano, e comincia a pensare al nano. Certo, la sinistra è così. Allora parla anche di cose che dice il nano. Allora, le parole evocano immagini, e si chiamano i frame, evocano immagini. Quando la sinistra parla della casa, viene in mente quella lì che vuol dare una casa a tutti. Il nano, se parli delle tasse, ti viene in mente lui che le vuole abbassare. Devi parlare con altre parole, altre cose. Ma non ce la fanno la sinistra, non ce la fa! Con altro linguaggio. Devi parlare con parole che lui non conosce. Come cultura, come risparmio energetico, come alopecia. Che cazzo c'hai in testa? Come deve... E allora, no, state fermi, state lì. E allora ecco, perché non lo puoi affrontare sul piano razionale, perché lui non c'è sul piano razionale, lui è pura emotività, lui è uno spot, è un ologramma, e l'ologramma non c'è. Tu non puoi pensare, lui mente, ma mente perché è la sua natura, è come pensare che una pubblicità mente. Se tu vedi una macchina che va sul Cervino e viene giù, lo sai che non è vero, non puoi metterti lì a dire ma non è vero che va sul Cervino, lo sa anche chi l'ha fatto, è pura emotività. E allora Trufolo è pura emotività. Trufolo è bellissimo, Trufolo... è pura emotività, non puoi contrastarlo sul piano della razionalità, non puoi. È come parlare seriamente, insomma, se ti arriva a casa, non so, Mastro Lindo, che cazzo fai? Dici, venga Mastro Lindo, vuole stare a cena con noi, ti presento i figli, che cazzo dice Mastro Lindo? È Mastro Lindo, lui è Mastro Lindo. Allora non ti puoi mettere su quel piano razionale, perché lui mente, perché è la sua natura, come la pubblicità mente, è la sua natura, ma lui mente con delle cose strepitose, mente con le percentuali e i sondaggi, le percentuali. Quando tu menti, però dai una percentuale giusta, la tua menzogna diventa perfetta, non c'è contraddittorio. Io non ci vedo mai contraddittorio, ogni volta che è in televisione è in quel talk show, o è da Vespa, un organismo modificato geneticamente, o se no va da quell'altro di come si chiama? Come si chiama quell'altro che fa il talk show su Canale 5, quello ancora peggio di Moro? Mentana, ancora peggio, lui è proprio chi striscia non inciampa, lui è proprio così, è vergognoso, bene. E questo mente con le percentuali. Allora diceva, guarda come mente, per esempio diceva che per esempio l'inflazione nel 2005 era al 2,1%, mentre gli stipendi e i salari erano aumentati del 3,6%. Quindi va bene la situazione. Ha dato 2 percentuali esatte, dati Instat, mentendo come un cane. E io ero un casa che diceva basta. Perché cosa ha fatto? Ha preso 2 percentuali giuste ma l'ha paragonati in 2 periodi diversi. Cioè ha preso gli aumenti di stipendi e salari nei 5 anni, dal 2001 al 2005, e l'inflazione solo del 2005, hai capito? Se paragonavi l'inflazione nei 5 anni, l'inflazione arrivava al 9,6%, quindi gli stipendi erano aumentati di 3,6%, voleva dire che gli stipendi erano calati del 6%, Nanetto! Se fossi stato lì ti distruggevo in 2 minuti! Lui fa così, ha preso, lui mente, perché sono pubblicitari. Se andate a leggere la tesi con cui si è laureato, è una tesi di marketing del primo anno, e le leggi le fanno così, le leggi le fanno con l'asterisco, c'è sempre, ogni legge c'ha l'asterisco, ogni legge.
L'asterisco, come sai che sul giornale nuova autovettura solo 9.600 euro, completa di tutto, asterisco. Vai a vedere l'asterisco, piccolissimo, non è vero un cazzo. Bene, è così, no? Bene, le leggi, stitte!